Quinta corsa dal Savio, Zito Mau Iori, Tempesta Marche, Vaclav Lux, Victory Routre B, Today Winner Font in prima fila, Onilest, Ushuaia B Veronese e Rasa Bax in seconda. I favori sono per Tempesta Marche, Daniele Cuglini in sediolo sotto la pari in chiusura contro il 3,41 di Ushuaia B, il 4,25 di Iori. Macchina intanto che comincia ad accelerare. L'errore di Zito Mao, mentre lottano per il comando subito Iori e Tempesta Marche che si avvantaggia. Iori cerca di tenere i piedi dentro, arriva la curva, ma anche Iori si getta di galoppo e anche Tempesta Marche. Numero 2 Giori SI squalificato. Numero 3 Tempesta Marche squalificato. Marche. E così al comando fila col numero 8 Ushuaia B, che riesce a sfilare dalla seconda fila cogliendo ottima partenza, naturalmente sfruttando gli errori degli avversari. Ora conduce, in seconda posizione dovrebbe essere Veronese, al largo c'è Vaclav Lux che è rimasto scoperto, gli altri più indietro. Intanto completamento dei primi 600 in 45,4, Ushuaia B in testa in poco più di 200 metri, visti gli errori di Iori e Tempesta Marche. La seconda posizione per Veronese, all'esterno è sempre Vaclav Lux, alla terza posizione in corda c'è Onilest, poi cerca di avanzare anche Victory Routre B. Intanto 1 minuto e 2 decimi il passaggio agli 800 con Ushuaia B che continua a guidare, rompe anche Victory Routre B e il chilometro se ne va in 1,15,2 con Ushuaia B che per il momento controlla la situazione, Veronese nella scia. E siamo ormai a 450 dalla conclusione con Ushuaia B che continua a guidare, il parziale in 14,3, cerca di fare selezione, Veronese rimane a una lunghezza abbondante, mentre in terza posizione sempre il numero 7 Onilest, retta d'arrivo con Ushuaia B in vantaggio, frazione in 14,8, Veronese in seconda posizione, può spostare a centropista su Ushuaia che è un po' stanca e Veronese la trova in difficoltà per venire a vincere. Veronese e Salvatore Valentino vengono a battere Ushuaia B, terzo posto per Onilest. 9,87 l'ordine d'arrivo della quinta corsa al Savio a sorpresa. Veronese si è ritrovato secondo alla corda e non ha perdonato Ushuaia B nel finale, passando nettamente. 13,34 la quota per l'allievo di Salvatore Valentino al training e al Salchi, secondo posto per Ushuaia B, al terzo finisce l'outsider Onilest. 9,87 l'arrivo della quinta del Savio.